Grazie a tutti. Anch'io volevo ricordare Katia, che purtroppo non ho conosciuto, ma che poi ho seguito subito dopo, quando non era più con noi, attraverso le testimonianze di tantissime persone, e sono riuscita a capire che era veramente una persona straordinaria per quello che aveva fatto. Mi sono letto diverse poesie, quindi mi è rimasta nel cuore pur non avendola conosciuta. Ragazzi, hanno già parlato i miei colleghi, capisco che magari l'attenzione cala un pochino perché poi a quest'ora si è anche un pochino stanchi eccetera, quindi non vi voglio annoiare con quello che vi posso dire eccetera, anche perché poi ho visto che i miei colleghi sono stati durissimi con voi, vi hanno accusato di non leggere, vi hanno detto un po' di tutti i colori, che magari non vi conoscono neanche, però sappiamo benissimo che i giovani purtroppo è vero che non leggono. Io vi voglio solo dire una cosa, perché altrimenti se ero il primo a parlare forse ero ancora più crudo dei miei colleghi e quindi non vi voglio annoiare su questo, però vi dico solo questo, ricordatelo: se non leggete i giornali restate tagliati fuori dalla società. Qualsiasi lavoro che voi facciate, sarete sempre più indietro di un vostro coetaneo che in un'altra città, Firenze, Roma, Milano, una città straniera, sta leggendo. Io sono giornalista per caso, ho intrapreso questo lavoro ma molto casualmente. Però mi ricordo più o meno quando avevo la vostra età, forse anche più giovane, io abitavo in campagna, i giornali non entravano in casa, i miei genitori non compravano i giornali, andavo nelle scarpe vecchie che mia nonna ci metteva i giornali per tenerle sostenute, tiravo sempre fuori dei pezzi di giornali e li leggevo. Sono stato contentissimo di questo, perché poi sono riuscito a fare questo lavoro che sono convinto che sia il lavoro più bello del mondo, e io sono convinto anche che ognuno di voi può farlo questo lavoro, se ne ha voglia, se gli piace chiaramente. E tantissime volte sento dei ragazzi che dicono: ma io non so scrivere. Cioè non è così, non è vero, ognuno di noi sa scrivere, poi magari c'è quello che fa più errori, c'è quello che è meno portato, però se uno si impegna, la scrittura poi è semplice, perché se poi voi provate a scrivere un articolo, è vero che c'è sempre l'impatto col foglio bianco, lo diceva anche Montanelli, uno dei più grandi giornalisti che abbiamo avuto in Italia, e magari l'impatto col foglio bianco, anche voi quando vi mettete a fare un tema di italiano, magari avete da dire: cosa scrivo adesso? E questo succedeva anche a Montanelli. Quindi noi dobbiamo limare quella fascia di tempo dell'impatto sul foglio bianco. Poi magari uno che è abituato a scrivere tutti i giorni, che scrive anche in maniera, tipo un incidente si scrive ormai in maniera stereotipata, quindi non c'è un grande impatto, però se dovete fermarvi un attimo, noi dobbiamo limare quell'impatto. Quando siete davanti al foglio bianco e dite: adesso cosa scrivo? Voi provate come se doveste raccontare qualcosa a uno dei vostri genitori in casa mentre sta cucinando, facendo un altro lavoro. Voi arrivate a casa, cosa fate? Voi gli dite sicuramente la notizia che più vi ha colpito quel giorno. Voi quando arrivate a casa, tipo all'una e mezzo, con vostra madre o vostro padre, gli dite la notizia che più vi ha colpito. In quel momento siete giornalisti anche voi, quindi diventa anche semplice. Come gliela raccontate, la potete anche scrivere su un foglio. Quindi io sono convinto che se voi utilizzate questo metodo, che è semplicissimo, niente di particolare, e se soprattutto non vi fate impressionare dalla scrittura, dall'iniziare a scrivere eccetera, io sono convinto che ognuno di voi possa scrivere anche dei belli articoli. Poi un'altra cosa che ho visto che hanno percorso i miei colleghi sulla gerarchia delle notizie. Magari voi vi chiedete: ma perché una notizia viene messa magari in maniera così grande e un'altra così piccolina?
Voi dovete sapere che la notizia ha degli elementi, perché anche noi giornalisti come facciamo a capire qual è la notizia più importante, quella che interessa di più alla gente, la scelta migliore da fare per fare un giornale che possa piacere al maggior numero di persone. Diventa difficile, però la notizia ha degli elementi. Quali sono gli elementi della notizia? Innanzitutto deve essere qualcosa che sia di impatto popolare, che colpisca il maggior numero delle persone. Perché per esempio se io vi parlo di un terremoto fa paura a tutti, fa paura all'ingegnere, al professore, allo studente, al giornalista. E quindi questo sicuramente nella gerarchia delle notizie, se ci fosse un terremoto, chiaramente sarebbe da mettere in prima pagina e sarebbe una delle notizie che ha un forte impatto. Ma l'altro elemento, per esempio, se io vi dico che c'è un terremoto in Cina, a noi dispiace, diciamo povera gente, stati colpiti da un terremoto così disastroso, eccetera, però poi dopo un attimo non ci ripensiamo più perché c'è la distanza. Quindi l'altro elemento della notizia è la vicinanza del luogo, perché se noi abbiamo un terremoto qui alle nostre porte di Forlì siamo tutti impressionati perché ci tocca da vicino. Quindi questo è uno sicuramente degli elementi che ci dà la possibilità di conoscere qual è la notizia che va a colpire il maggior numero di persone, quindi un bacino d'utenza vastissimo. Per esempio se noi giornalisti dobbiamo scrivere un pezzo sulla caccia, sappiamo che i cacciatori in provincia di Forlì e Cesena sono 10.000, sappiamo che andiamo a colpire un bacino d'utenza di 10.000 persone, quindi le notizie le valutiamo anche in questa maniera, anche se le notizie cambiano, si modellano, perché quelle che erano notizie 30 anni fa oggi forse non hanno più lo stesso valore o la stessa potenza. Quindi come cambia il mondo, anche noi giornalisti dobbiamo stare attenti alle nuove abitudini, alla crisi, ai cambiamenti di ognuno di noi, a quello che la società ci chiede e ci può dare. Quindi questo è molto importante e quindi anche noi per esempio che abbiamo cambiato e stiamo cambiando continuamente il nostro modo di lavorare, per esempio vi faccio un esempio semplicissimo così capite quello che vi voglio dire. Da quando c'è Facebook il nostro modo di lavorare è cambiato moltissimo. Per noi Facebook diventa una delle fonti, perché noi le nostre fonti delle notizie sono le solite, erano così tradizionalmente da tanti anni. Tipo il giornalista che si occupa di controllare quello che è successo di eventi traumatici o quant'altro si preoccupa la mattina presto di chiamare le forze dell'ordine, di sentire cosa è successo la notte, perché io poi abito a 30 km da Forlì, quindi stanotte potrebbe essere successo di tutto a Forlì che io non lo so, quindi se invece di essere qui stamattina ero già stato in redazione, avevo già fatto una serie di telefonate per capire se la notte era stato tranquillo, se c'era qualcosa da riportare, non per speculazione, perché magari è una disgrazia, eccetera, ma una notizia che sia di interesse pubblico, perché le notizie devono sempre essere di interesse pubblico. Quindi, ecco, vi dicevo, Facebook ha cambiato totalmente il modo di lavorare anche per noi ed è diventata una fonte di notizie. Quindi anche noi giornalisti andiamo sui gruppi, dove ci sono i gruppi, dove ci sono le proloco, dove ci sono le associazioni eccetera, e di lì estrapoliamo anche notizie oppure ci facciamo un quadro più preciso di quello che sta succedendo in città, e per noi è molto importante perché ci aiuta veramente a capire cosa succede e cosa non succede. Poi dopo tocca a noi a trasmetterlo al lettore che legge ancora il giornale che magari non va su Facebook, oppure diventa un circolo vizioso perché anche quello che addirittura ha postato l'articolo ha postato su Facebook la comunicazione se lo trova nel giornale e diventa un circolo vizioso. Quindi cambiamenti di abitudini, e vi dicevo prima, il nostro è il lavoro più bello del mondo, ma c'è anche un motivo, perché noi ogni sera abbiamo fatto qualcosa e l'abbiamo finito, ogni giorno. Pensate se un muratore avesse la fortuna di fare una casa al giorno e la sera finirla, sarebbe una cosa meravigliosa, sarebbe anche gratificato perché ha finito una cosa. Noi stasera alle 10:30, alle 11, quando chiuderemo il giornale, fatto bene o male, però abbiamo finito
convinto, abbiamo concluso qualcosa, non lasciamo metà niente, perché il giornale deve uscire, lo dobbiamo finire e abbiamo finito un lavoro. Pensate quant'è gratificante ogni volta che finisci un lavoro. Poi magari c'è la sera che l'hai fatto, sei convinto di aver fatto un lavoro peggiore e magari vai via più amareggiato, oppure magari sei convinto di aver fatto un gran giornale sia diciamo per il tuo lettore, sia anche perché noi poi dobbiamo rendere conto ai nostri superiori, perché anche noi abbiamo un caporedattore, abbiamo un direttore, eccetera, quindi anche noi abbiamo questa voglia di cercare di fare un giornale con meno errori possibili. Purtroppo nei giornali gli errori ci sono tutti i giorni, perché appunto si lavora di fretta per finire questo lavoro, e quindi a volte succede che questa casa del muratore magari c'è una tegola rotta, c'è una finestra che non è stata fissata bene, e questo è così ogni giorno. La mattina c'è il verdetto se hai lavorato bene il giorno prima, perché confrontando il giornale che hai fatto con quello che hanno fatto i tuoi colleghi capisci se hai lavorato bene, se hai lavorato male, se hai tralasciato delle notizie e se appunto non sei stato attento, non hai riportato magari la notizia del giorno, che è una notizia, magari un fatto grave o di qualsiasi natura. Ecco, quindi io vi esorto veramente a leggere, seguire i giornali nazionali. Non vi dico comprate il mio giornale, comprate La Voce, perché quindi perderei subito di credibilità, però prendete un giornale nazionale, magari oggi stesso, provate, iniziate un po' alla volta, leggete magari un articolo piccolo fra quelli che magari vi incuriosiscono maggiormente. Non state solo sul computer, perché poi anche sul computer, per il discorso che diceva il mio collega, leggete solo i titoletti e non vi porta niente, non vi dà qualcosa in più per poter riuscire a comunicare, ma comunicare anche con altre persone, perché poi quando vi trovate con altre persone che hanno letto e anche letto libri, soprattutto libri, fate fatica a comunicare, quindi vi troverete sempre a disagio, vi troverete. Quindi questo io ve lo consiglio vivamente. Un'altra cosa che vi volevo dire, a parte il discorso sempre per quanto riguarda la scrittura, perché vi voglio incentivare a farlo, perché ne sento troppi di voi che dicono io non so scrivere. A volte noi a scuola, e ci siamo stati tutti a scuola, e voi ci siete tuttora, impariamo a comunicare nella maniera contraria a quello che invece capita a noi giornalisti. Noi dobbiamo dare subito la notizia, la regola delle 5 W inglesi che vi diceva il mio collega Pietro Caruso. Questa vale sempre, è stata contestata, chi, come, dove, quando e perché nelle prime righe, perché catturi subito l'attenzione del lettore e cerchi di portarlo fino in fondo per leggere l'articolo fino in fondo, altrimenti non hai raggiunto il tuo scopo. Quindi le notizie sì. Noi invece a scuola cosa succede a scuola? Cosa vi succede a voi quando per esempio avete il compito in classe? Non so se adesso si chiama ancora così, però ai miei tempi si chiamava compito in classe. Quando c'era il tema di italiano eravamo tutti preoccupatissimi, perché io mi ricordo che noi prendevamo questo foglio protocollo e sicuramente non sapevamo mai cosa scrivere. La nostra preoccupazione primaria era quello di riempire il foglio protocollo, addirittura era un vanto. Se eri riuscito ad arrivare in fondo al foglio protocollo ti sembrava già di aver fatto un ottimo lavoro, perché l'avevi riempito, perché questo era il problema primario che avevamo. Io parlo per me quando andavamo a scuola e in tutte le classi che ho frequentato. E quindi per noi cosa succedeva? Per riuscire a riempire il più possibile con il tema che ci davano, magari un tema che non ce ne fregava tanto, un argomento che conoscevamo poco, che magari stava a cuore soltanto la professoressa, eccetera, e magari ne sapevamo anche poco di questo argomento, cosa facevamo? Partivamo da lontanissimo, il contrario della regola delle 5V, facevamo un panegirico per arrivare magari a dire la notizia nelle ultime righe. Quindi a scuola impariamo il lavoro, a scuola viene insegnato il lavoro della comunicazione in maniera contraria a quello che deve essere immediata.
Perché per esempio, perché dentro di noi c'è un giornalista in ognuno di noi, perché voi fateci caso, torniamo sul discorso del terremoto, che è semplicissimo, lo capite benissimo. Quando voi, se noi avvertiamo un terremoto e andiamo a casa a raccontarlo, fateci caso, noi vogliamo assolutamente dire con l'interlocutore che abbiamo davanti, vogliamo assolutamente dire dove eravamo in quel momento, addirittura fateci caso, non lo lasciamo parlare e lui fa altrettanto, perché lui vi vuol dire dove era in quel momento, che ha visto il lampadario muovere, che gli è caduta una bottiglia, che era giù per le scale e vi vuole dire a tutti i costi dove era in quel preciso istante. Qui viene fuori il giornalista che è in ognuno di noi, che vuole comunicare la notizia prima degli altri, perché comunicare la notizia prima degli altri è sempre gratificante, perché tu doni qualcosa a qualcun altro, quindi il segno della donazione eccetera è un momento di piacere come quando fai un regalo. Quindi avete capito ragazzi, ognuno di noi ha qualcosa da dover comunicare, si tratta solo di cercare di comunicarlo nella maniera migliore. Io non sono un grande comunicatore perché io non sono abituato, sono uno sconosciuto, non sono abituato a parlare a un microfono, penso sia una delle pochissime volte che parlo al microfono, scrivo, sono un topo di redazione perché sto in redazione, mi muovo anche, eccetera. Quindi forse io ve lo dico così un po' brutalmente perché magari se potessi scriverlo forse riuscireste anche a capire meglio quello che vi voglio dire. Non vi voglio annoiare ancora a lungo, se avete delle domande che mi volete fare sul nostro lavoro, su quello che magari non avete capito, eccetera, molto volentieri. A me piace il mio lavoro, mi piacerebbe comunicarlo a tantissimi e mi piacerebbe veramente tramandarlo come è stato tramandato a me. Ho avuto la fortuna di avere dei giornalisti che sono stati veramente dei maestri, dei bravissimi giornalisti. Pietro è un mio maestro e lo ringrazio perché mi ha insegnato questo lavoro, mi ha dato tanto e adesso siamo in concorrenza ma siamo come fratelli. Ringrazio Pietro per avermi aiutato a fare questo lavoro. Grazie, anche troppo buono. Allora,